man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. I never realized how happy you made me, oh Mandy. Well, you came and you gave without taking, but I sent you away, oh Mandy. Well, you kissed me and stopped me from shaking, and I need you today, oh Mandy. I'm standing on the edge of time. I've walked away when love was mine. Caught up in a world of uphill climbing. The tears are in my mind, and nothing is rhyming, oh Mandy. Well, you came and you gave without taking, but I sent you away, oh Mandy. Well, you kissed me and stopped me from shaking, and I need you today, oh Mandy. Yesterday's a dream, I face the morning, crying on a breeze. The pain is calling, oh Mandy. Dimmi, sì, abbiamo un cane molto coccoloso questa sera. Sì, come mai? Perché abbiamo ricevuto delle pappe abbondanti e allora siamo coccolosi, eh? Sì, tanto affetto, sì. Mannaggia, ma questi cani un po' lechini che ti danno le coccole solo quando gli dai tanto da mangiare. Che buone le noci! Ci piacciono le noci? Lei dirà, voglio la mia privacy, mi pare di essere il fiol di Ferragnez che si sputana in giro per tutto il mondo. Salvato la vita. Ma quale costo? Ma quale costo? Io stavo mangiando. Peter, hai C'è visto Brian? qualcuno che punta il mio cibo dopo che ha già Io non lo mangiato. vedo da stamattina. E niente, abbiamo la coccolite, eh? È da 2 ore che abbiamo la coccolite. Guarda che tipo, guarda. Guarda che la mistieri. E che dico sempre, sto cane me lo son goduto tanto, però sai, vorresti sempre che durasse per sempre. Quindi quel per sempre, è vero che non esiste come su tutte le cose, però sai, è molto relativo, ok? È una sorta di formula matematica della serie... Un cane vive 14 anni, sì, però se tu di 14 anni, estremizzo, no, gli esempi come al solito per far capire a tutti, se di questi 14 anni di questo cane tu lo vedi una volta all'anno, questo cane ha 14 giorni, la storia di te e quel cane ha 14 giorni. Al contrario, se ci stai tanti sì, giorni assieme, ma quello vuol dire poco, ma hai tante esperienze diverse, no, con questo cane, i 14 anni assumono un tutt'altro significato. Vero cane? Ottobre 2022. Si è mai chiesto come mai praticamente tutti gli youtuber dicono sempre: mi raccomando, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, oppure scrivete nei commenti voi cosa avreste fatto, eccetera eccetera. Ma no, non ti senti stupido? Non ti fai quella domanda? Stringi, vuoi che gliene freghi a uno di cosa uno sconosciuto pensa o cosa avrebbe fatto? Eppure perché tutti lo stanno chiedendo in tutto il mondo? Perché se tu commenti, ok, se gli aumenti il ranking di YouTube, gli aumenti il voto di YouTube, la reputazione di YouTube, e quindi il canale sale, aumentano poi le visualizzazioni o se la possibilità di essere visto, eccetera eccetera eccetera. Per quello tutti adesso si sono impuntati con questo fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, hai capito? Sinceramente a me è una cosa che mi fa girare le balle, perché è una mancanza di rispetto nei confronti della gente che viene trattata proprio per suole di scarpe. Piuttosto, ragazzi, una cosa un po' più onesta,
questa è riferita a tutti gli youtuber del mondo perché lo fanno veramente in tutto il mondo, cioè dite ragazzi, se commentate ci fate salire il ranking, insomma date valore al video, eccetera eccetera, ma no ogni volta cosa ne pensate eccetera, che fino al giorno prima nessuno mai si sarebbe inventato di fare sta domanda. Fate caso, adesso tutti la fanno, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and lots of dollars. 292 ampere ora ed è quasi mezzanotte rimasti. Se avessi avuto le 200 al litio avrei non dico finito le batterie, però saresti sempre un attimo un po' in tensione perché il tuo cervello direbbe ma ce la faccio, cioè sono preso fino al collo, eccetera eccetera. In questo caso non siamo arrivati neanche a metà. Sì, esatto, il CP è 3/4, se la matematica non è un'opinione, esatto, sì. C'è questo che consuma un disastro, il frigo compressore che mi ha prestato Marco. Non è che consumi tanto, il fatto è che lavora sempre. Mentre i frighi a compressore di casa o del camper lavorano, poi quando hanno messo in temperatura stop. Questo non ha lo stop, questo continua sempre. Non so se è difettoso o cosa, però mi diceva Marco, attento che dopo 2 giorni va spento perché la roba inizia a ghiacciarsi. VGCP, stiamo ancora aspettando il nostro frigo, che palle. Mi sento proprio a disagio senza il frigo, l'ho già detto tante volte, credo anche nei video. È proprio brutto, mi sento non so, come facciamo qualcosa che non va. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes, or got to a coat, perfect fit, putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying how to look like Gary Cooper, super duper, come let's mix the Rockefellers. Quella che milfona. Mamma mia che bene che sono stato. Se capiti a Jesolo puoi andare a mangiare il pesce e la pizza da Moreno. Porca troia. Oh, ho scoperto una cosa, è che non so se lo rifà perché adesso si è alzata, però vediamo adesso. Povero cocale! Cioè, lei piace tanto sta canzone, cioè prima si era tutta alzata, tutta cosata con... Ciao, perduta la compagna! Qua no, perché è la parte triste, vedi? Cioè, finché il povero cocale dice, ah che bello, è morto, è inciampato, vedi, eccola là, è successo qualcosa a quel cocale del cavolo, è tutta su di giro, poi ha perso la compagna, vabbè, chi se ne frega, cioè, cavoli suoi, anzi, è una cosa, e quindi sì, non scodinzola più. Un passaggio da un cocale, vedi? Ti piacciono i cocali, amore? Ah, è la nuova, senti la codina, è la nuova ossessione, mi ossessiona il cocale, no, questo non le piaceva. Nuova ossessione, povero cocale, il cocale, povero, che è successo qualcosa al cocale, sicuramente è una disgrazia, qualcosa di brutto, di fisico proprio, cioè che è inciampato, è caduto, no? Ah, si muove la codina, si muove la codina, ah, visto che si muove la codina. Pensa ragazzi, l'altro giorno ho visto un video porno che infraccavano una dentro un furgone, no? E ho pensato, cazzo, quella è la vera van life, perché van vuol dire furgone, ok? Life a vita, una volta le prostitute si dicevano va a fare la vita, ok? Quindi chi meglio di loro dentro un furgone fa van life? Tu prova sempre, cane, esattamente. Io ora sono negativo, ma ho dormito comunque qua, non con Alessia, perché devo trovarmi con un cliente la mattina. La mattina ragazzi, no, cioè, dove vai alla mattina? Cioè, tanti come me, ossia, noi teenager
la mattina non riusciamo proprio a viverla, porca miseria, perché è un po' un'eresia, non hai voglia, cioè il tuo fisico proprio non ce la fa a sostenere, non so, un viaggio del traffico o cose del genere. Quindi posizionandomi direttamente qua dove deve avvenire l'incontro, anzi no, dove dovrà avvenire l'incontro, io sostanzialmente non devo fare altro che alzarmi, bere la tisana e portare il CP a fare il suo giretto e basta, siamo pronti. Però è incredibile, scusami se dico queste robe che magari possono non interessare veramente a nessuno, però cioè, a parte lo sbattimento, quanto no, dura, non esageriamo con le parole, però che brutto che è star senza frigo, cioè sono due i danni, le cose, i danni, mi pare te l'avevo già detto, cioè il fatto sì che mi manca il frigo, che comunque porca miseria è dove metti gli alimenti, quindi è una grandissima comodità, se no ogni volta devi andare o mangiare merda, ok? Oppure ogni volta andare a rosticceria a prendere la cosa al momento, oppure al supermercato la cosa al momento, però anche ciucciata, cioè non è che magari uno dice, non so, mi prendo, non so, il pollo che però sono 3 porzioni, quelle altre 2 cosa fai? Le butti via? Cioè ok, gliele dai al cane, ma ci siamo capiti. E poi quel buco là da vedere è veramente una cosa... è brutto, come a casa tua te fosse cascato a parete del salotto, ok, sì, si metterà a posto, ma intanto andare avanti 2 settimane con la parete del salotto crollata ti dà disagio, porca miseria. Vabbè, perlomeno il monitor è rientrato all'assistenza. Per quanto riguarda la scrivania, ho scelto Paludetto di Jesolo, il quale mi ha detto dalle 1.300 alle 1.500, il discorso scrivania e cose lì. E gli ho detto ok, va bene, guarda, io accetto anche il vostro preventivo, però ero ancora positivo, ci sentiamo non appena mi negativizzo, quindi adesso faccio qua con sto cliente, poi credo che oggi pomeriggio insomma lo contatto e gli dico ok, facciamo. E del frigo invece non si sa ancora niente, perché l'ha preso anche Mirko, abbiamo preso i frighi assieme, quindi arriveranno tutti e 2 assieme dal nostro amico Mauro della Top Group, e poi andiamo a prenderci, ce li montiamo, solo che dove li abbiamo comprati non ci hanno ancora dato il tracking, quindi vabbè, saranno in arrivo comunque. Ok, allora ho le batterie a metà, quindi l'ACDC l'ho attaccato e carichiamo a 62 ampere. Questo perché oggi è una giornata sì, un po' di sole, però quel frigo compressore qua che mi ha prestato Marco, che mi ciuccia sì 5 ampere ma per tutto il giorno, hai capito? Quindi H24 non si spegne mai e quindi insomma è una bella cosa, in più lavorare al computer eccetera, e i pannelli iniziano a non starci più dietro, perché sì, oggi c'è sole ma poi negli altri giorni c'è stato del nuvolo e ci sarà ancora del nuvolo. Ste robe, avrà il furgone da Van Life qui che costa 100.000 euro. Comunque ste robe te le dico perché se un giorno anche tu sai vuoi prenderti un camper eccetera, hai un po', come si dice, il senso delle cose, no? Capisci come funziona, quanto dura le batterie, cosa ci puoi fare, cosa non ci puoi fare, eccetera eccetera. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta il suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire, è un prezzo di favore. È mai possibile, o porco di un cane, che le avventure in codesto reame debban risolversi tutte con grandi puttane? Anche sul prezzo c'è poi da ridire, ben mi ricordo che prima di partire v'eran tariffe inferiori alle 3.000 lire. Ciò detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re si dileguò.